E qui ricordiamo invece il professor Gimberto Ganzer, lo ricordiamo nel giorno diciamo del suo funerale, martedì grasso, direi che è mancato il giorno di San Valentino forse, e il funerale si è svolto il martedì grasso, quindi un modo così brillante, anche se molto serio, ma diciamo un po' che fa la cifra sulla sua personalità, in un funerale religioso officiato nella chiesa di San Quirino. Eccolo qui, lo vediamo qui nella consegna del premio San Marco a Pordenone. Qui vediamo l'opera nello spiegare un'opera. Qui vediamo qualche sua opera. Certo, perché parlare di Gilberto Ganzer? Beh, perché ha messo in collegamento eh, il Friuli con Venezia e con Vienna attraverso l'arte, spiegando le identità collettive, l'identità del Friuli attraverso l'arte, spiegando il ruolo delle famiglie come identità collettive che svolgono un ruolo attraverso il ruolo di committenti di opere d'arte nella nostra regione. Noi friulani abbiamo molto di più dal punto di vista artistico, dice Ganzer, rispetto a quello che ci è stato fatto conoscere, l'importanza della storia. La storia è importantissima per l'arte, per la letteratura, per la musica, la storia è un mezzo rivoluzionario, come diceva Pasolini, per confrontare l'oggi e il passato. E non a caso, dice Ganzer, alcuni nostri maggiori hanno deciso di sminuire l'insegnamento della storia dell'arte. Ha svolto un ruolo importantissimo di conservatore dei musei civici, capendo perfettamente cos'era il suo dovere, la realtà del museo civico di Pordenone, il ruolo di una città industriale europea descritta attraverso l'economia. Galvani, per esempio, pensiamo a Galvani, qui invece la Carnia di Linussio, diciamo. Ecco qui opere d'arte di Venezia in Friuli. Michelangelo Grigoletti, sono tutte sue opere, maestri italiani del XX secolo, scene dell'opera, un'opera scritta anche con altri. E poi il Parco di Villamanin, che diciamo sul quale come dire, c'è anche un collegamento con l'attività di ricerca di mia sorella dottoressa, perché Gilberto Ganzer era un amico di famiglia. Ma la cosa importante è che Gilberto Ganzer ha svolto un ruolo di guida per giovani ricercatori in maniera generosa e sicura, al di là delle gelosie che spesso gli intellettuali hanno. Lui offriva tutta la sua conoscenza in maniera molto generosa, e con questo vogliamo concludere il suo ricordo. Qui vedete la fuoriuscita della gente al funerale nella chiesa di Gremita di San Quirino.